Nel giorno del 7° anniversario dalla scomparsa dello storico magazziniere igeano Fiorello, ricordato con affetto dai tifosi giallorossi, lo stadio Dal Contres Barone diventa teatro del grande scontro al vertice del girone I di Serie D di fronte Nuova Egia Virtus e Athletic Club Palermo, entrambe appaiate in testa alla classifica con 38 punti. Le due squadre arrivano all'appuntamento in grande forma, i palermitani reduci da 4 vittorie consecutivi, i giallorossi da 4 risultati utili di fila. In campo è anche sfida tra bomber, Samaché capocannoniere del torneo con 13 reti contro Micoli fermo a quota 10. L'equilibrio si spezza subito all'11°, proprio Samaché è implacabile, approfitta di un grave pasticcio difensivo della retroguardia nero-rosa e a tu per tu con il portiere deposita in rete il più facile dei gol. E l'1-0 per la Nuova Egia Virtus, il suo 14° sigillo stagionale. Il Dal Contres Barone esplode di gioia, ma la partita cambia volto al 22°, entrata dura di Calafiore su Zai, che il direttore di gara Cafaro non ha dubbi ed estrae il rosso diretto. Igea in 10 uomini. Sulla punizione seguente di Zalazar, De Falco si distende e respinge con la difesa che si rifugia in corner. L'Athletic alza il ritmo al 26°, protesta per un possibile calcio di rigore su Mori, ma l'arbitro lascia correre. Mister Mara corre ai ripari con 2 cambi forzati, fuori Longo e Squillace, dentro Vacca e Maddaloni. Nonostante l'inferiorità numerica, l'Igea chiude in avanti il primo tempo. Samaché ci prova su calcio piazzato, sfiorando la traversa. Nella ripresa l'assedio nero-rosa è continuo, in avvio Mazzotta crossa dalla sinistra e costringe De Falco a rifugiarsi in calcio d'angolo. Sul corner successivo l'Igea rischia l'autogol con Cham nel tentativo di allontanare. Poi ancora Mazzotta, protagonista, svetta in aria, ma il suo colpo di testa termina alto. Al 57° è Maurino su punizione a impegnare De Falco, costretto a un intervento decisivo. 10 minuti più tardi la conclusione potente dalla distanza di Varela si stampa sulla parte alta della traversa. L'Igea trema ma resiste. I giallorossi provano a rialzare la testa. Al 78°, proteste vibranti per un presunto fuorigioco fischiato a Samaché lanciato a rete. Sul ribaltamento di fronte l'occasione più grande per l'Athletic. Micoli dà 2 passi, colpisce di testa sul cross di Mazzotta, ma incredibilmente mandallato. Nel recupero e forcing dei palermitani che tentano l'ultimo assalto, ma nessuna conclusione riesce a trovare il varco giusto. Dopo 6 lunghi minuti di sofferenza i giallorossi possono finalmente esultare. Finisce 1-0, la Nuova Egia Virtus sale a 41 punti e torna sola in vetta alla classifica. Si interrompe la striscia di 4 vittorie consecutive dell'Athletic Club Palermo, che resta fermo a 38 punti e scivola al 4° posto. Una vittoria di cuore, sacrificio e carattere, una vittoria da capolista.